Cosa resta di questa vendemmia 2017 in Veneto? Un grande meno 15%. Sì, perché secondo i dati raccolti da Veneto Agricoltura, il raccolto di quest'anno appena passato è stato il più scarso degli ultimi decenni, in Italia addirittura un meno 26%. Problema non solo della penisola ma riscontrato in tutta Europa. Le cause sono state le gelate tardive di primavera e la prolungata siccità estiva. Veneto Agricoltura sta facendo la sua parte per venire incontro a queste problematiche. Con una serie di attività sperimentali anche nuove che stiamo impostando in uno dei nostri centri sperimentali per supportare i produttori su quello che è il nuovo modo nel quale si deve produrre il vino. Ma non tutto il male viene per nuocere, infatti questa diminuzione di quantità ha permesso di aumentare la qualità e un conseguente aumento dell'export. Quest'anno siamo sui 2 miliardi di euro di export del vino veneto. Questo posiziona il Veneto come prima regione italiana con il 20% dell'export del vino che parte dal Veneto e come quarta regione nel mondo, quindi dopo le classiche Francia, Spagna e Italia c'è il Veneto come esportatore di vino. Durante l'importante evento di oggi si è potuto anche parlare e fare il punto sulla situazione del vino biologico in Veneto. L'aumento della produzione è votata all'attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità, eliminando i prodotti chimici dall'uva. In questi ultimi 10 anni c'è stato un forte incremento in questa direzione. È una tendenza che a partire dal 2009 ha visto in Veneto aumentare le superfici del quasi il 200%. È una tendenza che si sta consolidando anche perché c'è un trend di mercato e di richiesta da parte dei consumatori verso prodotti comunque più salubri, più attenti all'ambiente e alla produzione sostenibile.